Schiavi nei campi, picchiati e sottopagati da un gruppo di connazionali che prometteva loro un permesso di soggiorno, operazione dei carabinieri in 3 province, indagati 5 caporali nordafricani. Autonomia, stamane il ministro Francesco Boccia in audizione in commissione bicamerale, parole inequivocabili dall'esponente di governo, il commento di Zaia: benvenuto tra noi ministro. Momenti di paura per un 87enne di Mansuè faccia a faccia con 2 ladri al rientro dalla messa. Sto ancora male, ho pensato di morire, dice ai nostri microfoni. Razziano le ditte della zona industriale di Torri di Quartesolo e poi danno fuoco ai furgoni per divertimento. I carabinieri arrestano un 25enne ma è caccia ai complici. Coronavirus, la giunta del comune di Padova a pranzo in uno storico ristorante cinese della città, un gesto simbolico per dire no ai pregiudizi scatenati dalla psicosi. Corsa H. Farsetti 2020, il professor Stefano Zecchi annuncia la sua candidatura a sindaco di Venezia col Partito dei Veneti, un programma per far rinascere il capoluogo lagunare e la terraferma. La titolare di un canile del Pordenonese impediva l'adozione degli animali ricoverati nella struttura per mantenere la diaria prevista dalla Convenzione con una 60ina di comuni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo dal caporalato, dal fenomeno caporalato, schiavi nei campi, picchiati e sottopagati da un gruppo di connazionali che prometteva loro un permesso di soggiorno, operazione dei carabinieri che ha sgominato 5 caporali marocchini, l'indagine partita da un fondo agricolo di Cavarzere ha portato i militari a intervenire anche nei campi e nei vigneti della Bassa Padovana e del Rodigino. Trattati come schiavi, pagati 3 euro l'ora e costretti a lavorarne 11 filate nei campi e nei vigneti, spesso lasciati senza cibo, costretti a mangiare un panino mentre erano piegati a raccogliere gli ortaggi, senza contare tutte le volte che venivano picchiati perché scoperti a dissetarsi durante le ore più calde delle giornate estive. Queste le condizioni in cui dovevano lavorare 13 uomini marocchini, 2 di loro, esasperati dai ritmi massacranti e dalle botte, si sono rivolti ai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia. Gli aguzzini erano loro connazionali, 5 cittadini marocchini che avevano messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro clandestino, un giro d'affari da 350.000 euro all'anno. Operazione Miraggio perché i lavoratori accettavano di essere schiavi per ottenere un permesso di soggiorno. Un lavoratore, pur essendosi leggermente ferito un occhio ma tale da dover ricorrere alle cure sanitarie presso in un pronto soccorso, il giorno dopo è stato reimpiegato al lavoro bendato, con un occhio bendato, medicato, poiché generalmente questi lavoratori lavoravano anche in condizioni di privazioni dei dispositivi di protezione individuale. La base di questa azienda, gestita dai marocchini che forniva braccianti, era nel Rodigino a San Martino di Venezia. All'interno dell'organizzazione i compiti erano suddivisi. Il titolare era un marocchino di 30 anni, poi c'era l'addetto ai pagamenti e 3 persone invece erano i caporali che trasportavano e sorvegliavano i lavoratori sfruttati nei campi. Per 4 di loro i carabinieri hanno disposto l'obbligo di dimora e di restare in casa nelle ore centrali della giornata. Il quinto invece è irreperibile. L'indagine, partita dopo una denuncia di 2 ragazzi sfruttati, ha consentito una prima ispezione in un fondo agricolo di Cavarzere nel Veneziano. Da qui, dopo un anno di indagini, i carabinieri hanno scoperto il sistema di sfruttamento degli stranieri impiegati soprattutto in campi di ortaggi e in vigneti della Bassa Padovana, a Tribano, Arre, Montagnana e Conselve. E i carabinieri ora stanno cercando di capire se le ditte che usufruivano della manodopera fossero a conoscenza delle condizioni di sfruttamento che la ditta di Marocchini imponeva ai suoi lavoratori, che di fatto erano fantasmi per il fisco. Il risultato operativo di inibire queste persone a continuare a sfruttare i connazionali sul lavoro ci consente adesso di meglio dettagliare le condizioni e i rapporti di lavoro contrattuali che esistevano tra questa azienda e le ditte che poi chiedevano l'impegno della manodopera. I 13 marocchini sfruttati ora hanno ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. C'è stato un incidente mortale in montagna questa mattina intorno alle 13:30 sul Nuvolao, dove ha perso la vita uno sci alpinista di 75 anni di Venezia, Giovanni Gatti, questo è il suo nome. Stava salendo verso l'omonimo rifugio con un amico
che lo precedeva e un altro più indietro sul Nuvolao, dunque, quando ormai quasi arrivato è scivolato dal pendio sul versante est. Dal racconto dei compagni, quando l'ultimo dei tre ha raggiunto il primo si sono accorti della sua assenza e tornati indietro hanno trovato un bastoncino e i segni della scivolata. Uno dei due uomini è sceso e facendo un giro largo ha raggiunto il 75enne che dopo un salto verticale di una cinquantina di metri era finito sulle rocce sottostanti per fermarsi poco dopo sulla neve. Sul posto l'elicottero del suo pievedicatore, il tecnico e l'equipe medica, sbarcati con un verricello, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello sci alpinista. Torniamo sul tema autonomia adesso. Stamane il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia era in audizione in commissione bicamerale per le questioni regionali. Parole inequivocabili dall'esponente di governo. Sentiamo i passaggi più significativi. È scolpito nella Costituzione il 116,3 e anche quando a volte sento, ma ogni tanto insomma, c'è qualcuno capitato nei dibattiti, anche devo dire nel confronto parlamentare, ma io sono contrario all'autonomia differenziata, e significa che sei contrario alla Costituzione. Cioè, lo voglio dire per evitare, diciamo, che ci possano essere dibattiti surreali su temi, cioè chi è contrario alla Costituzione deve proporre la modifica della Costituzione. Voglio riprendere le parole del Presidente della Repubblica nel saluto alle cariche istituzionali del Natale scorso, quando ha sottolineato che l'autonomia rafforza l'unità nazionale, l'autonomia dentro il perimetro della Costituzione. Il nodo è come la fai l'autonomia, il nodo è se la fai perequando, attuando il principio di sussidiarietà e riducendo le diseguaglianze, stai attuando la Costituzione repubblicana vigente. Se ti fidi delle regioni, dai nuove responsabilità alle regioni e rafforzi il ruolo dei comuni, stai costruendo un quadro che necessita di una riforma dei servizi pubblici locali e il Parlamento deve essere conseguente. Benvenuto tra noi Ministro Boccia, spero che dopo il pronunciamento del Presidente Mattarella sul fatto che l'autonomia è un valore costituzionale possiamo arrivare tutti assieme all'obiettivo. Con queste parole il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato le dichiarazioni del Ministro Boccia. Dico benvenuto tra noi al Ministro, prosegue il governatore, non per spirito polemico ma perché ha detto finalmente quello che noi dicemmo fin dall'inizio del nostro cammino referendario, anche a chi come il governo Renzi tentò di impedirci di fare il referendum e ci costrinse a celebrarlo senza poter usare la tessera elettorale. Matteo Salvini intanto sarà rinviato a processo per la vicenda Gregoretti. La maggioranza al Senato ha votato per il sì, la Lega si è astenuta, contrari Fratelli d'Italia e Forza Italia. Io voglio andare a processo, la sinistra mi vuole andare a processo, bene, voglio andare insieme a tanti italiani in quel tribunale perché per me difendere i confini e la sicurezza del mio paese è un dovere. Se per qualcuno è un crimine, andiamo a risolverla una volta per tutte, fra uomini funziona così. Questo era quanto Salvini aveva dichiarato lunedì a Vicenza. Oggi è stato accontentato ufficialmente. L'Aula del Senato riunita ha votato sì alla celebrazione del processo. L'ex ministro dell'Interno dovrà quindi difendersi dall'accusa di sequestro di persona nel caso della nave Gregoretti. Ma cosa ne pensano i vicentini? Secondo me non dovrebbe andare a processo perché non ha proprio molto senso. Guardi, io sono convinto che è tutta una stupidata questa qui. Bene che lui abbia deciso di farsi processare, così vedremo finalmente chi ha ragione. Non deve essere toccato, lasciatelo stare. Secondo me faceva un bel lavoro, secondo tante persone della mia età faceva un bel lavoro. Personalmente credo che sia un atteggiamento di prevaricazione politica. Tutto orchestrato mentre ha difeso i confini nazionali. Non ha sequestrato delle persone, anche perché Conte e Di Maio sapevano di questo, non era solo lui che decideva, di conseguenza deve essere processato anche il Presidente del Consiglio e quello che erano le sue alleanze politiche, insomma. Logicamente deve essere assolto per il bene degli italiani. Secondo me ha fatto bene comunque, perché se uno deve essere sempre in dubbio è meglio che uno, dopo ci sono sempre i giudici di mezzo, però che uno si metta a disposizione completa.
Ora torniamo alla cronaca, momenti di paura per una signora 87enne di Mansuè nel Trevigiano che si è trovata faccia a faccia con 2 ladri al rientro dalla messa. Sto ancora male, dice ai nostri microfoni, ho pensato di morire. Che sto male, guardi, sono ancora sotto shock, quindi... Lei ha avuto paura? Credevo niente che mi venisse un infarto perché loro erano nel buio. Se li è trovati davanti tornando dalla messa, nella sua casa al primo piano di una palazzina in centro a Mansuè, un incontro ravvicinato con 2 ladri che ha molto scosso questa signora classe 1933 che chiameremo Anna, nome di fantasia, tanto lo spavento e ancora tanta la paura. Sono da poco passate le 6 di sera quando la donna entra nel suo appartamento, soltanto il tempo di appoggiare il cappotto, poi il faccia a faccia. Ho aperto la porta del reparto notte e mi sono trovati davanti. Sì che io li ho visti nella penombra perché la luce era dietro di me. Le torce le avevano tutti e 2 con la luce riverso al pavimento. Seguono attimi di terrore, la signora comincia a urlare, i 2 ladri fortunatamente non alzano le mani e cercano una via di fuga. Uno è scappato e non ha parlato, non ho visto in volto, non l'ho visto. L'altro invece che si è reso conto che non mi veniva il fiato, non cosa, e mi ha detto stare calma, non ti faccio del male. Anna trova la forza di chiamare il 112 e alcuni parenti. Ho chiamato i miei parenti, i miei fratelli perché credo di morire, svenire perché non mi veniva il fiato. I ladri non riescono a portare via nulla, ma restano 2 stanze sottosopra, tanta paura e una insonnia che non va via. E non ho dormito, sono stata su e ho cercato di distrarmi così e non ho dormito. Razziava le ditte della zona industriale di Torri di Quartesolo e poi dava fuoco ai furgoni per divertimento. I carabinieri hanno arrestato un 25enne, ma è caccia ai suoi complici. Razziava le aziende della zona artigianale di Torri di Quartesolo e se ne andava il più delle volte con i furgoni a cui poi dava fuoco. 15 colpi messi a segno, 8 quelli che gli sono stati contestati. I carabinieri hanno arrestato Massimo Tecchio, 25 anni di Vicenza, inchiodato dalle sue impronte digitali ritrovate sui furgoni stessi. Camioncini dati alle fiamme sotto un cavalcavia o in aperta campagna, a volte anche solo per semplice diletto. Già in passato si era reso protagonista di alcuni reati con l'utilizzo del fuoco. Le accuse nei suoi confronti sono di concorso in furto aggravato e riciclaggio, colpi messi a segno in 2 mesi, dalla fine di settembre a fine novembre, ad un ritmo di una razzia a settimana, talvolta 2 colpi in 8 giorni. Il ritrovamento inizialmente dei furgoni bruciati aveva fatto temere si fosse di fronte a tutt'altro tipo di reato. Vista il modus operandi di questa persona, pensavamo che inizialmente si trattasse di estorsione. Poi grazie alla bravura della stazione e della sezione operativa siamo riusciti a trovare il colpevole. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i servizi di osservazione, controllo e pedinamento hanno permesso di capire che si trattava in realtà di furti per lo più mirati. Trafugato materiale per l'edilizia, decespugliatori, ferramenta, generatori, ma anche denaro in contante, tablet e cellulari. Rubate anche 3 auto da una concessionaria ma subito ritrovate dai militari. Un bottino complessivo tra i 40 e i 50.000 euro. Razzie che si sono interrotte a fine novembre quando ormai i carabinieri gli erano col fiato sul collo, avendo ritrovato in suo possesso della refurtiva provento dei furti, fino ad oggi all'arresto. Adesso è caccia ai complici. Veniamo alla paura del contagio del coronavirus che ha inciso sulle attività commerciali cinesi di tutta la regione. Così la giunta del comune di Padova è andata a pranzo in uno storico ristorante cinese della città, un gesto simbolico per dire no ai pregiudizi ed esprimere solidarietà. Viva la Cina, viva Wuhan, in mano una gru di origami colorata, un simbolo di buon auspicio. Nel primo ristorante cinese aperto a Padova nel 1987, lo storico Shanghai di via Marsala, la giunta comunale ha voluto portare un messaggio di solidarietà e vicinanza andando a pranzo. In queste settimane di massima allerta per il coronavirus, i primi a soffrire della psicosi da contagio sono state proprio le attività di ristorazione, con un drastico calo della clientela. E così gli assessori hanno deciso di lanciare un messaggio forte ai padovani a non cedere ai pregiudizi e ai timori infondati.
Vorrei ringraziare il comune, tutto il giunto di comune che vengono da noi per fare il sostegno e la solidarietà. È veramente una grande fiducia. Arcobaleno, che gestisce il locale da 33 anni con il marito Paolo, ha ricevuto anche tante manifestazioni d'affetto. Ci mostra la sua cucina, i cuochi sono al lavoro, preparano piatti tipici, ma le materie prime sono del territorio veneto. Il marito Paolo in queste settimane è in Cina, a 800 km di distanza da Wuhan, epicentro del focolaio del coronavirus. Qui è abbastanza tranquillo, il virus di qua sono 3 persone prese. È una guarita. La sorella Wei, rientrata a Padova dalla Cina il 28 gennaio, è uscita per la prima volta dopo essersi imposta 2 settimane di autoisolamento. La quarantena è finita? È finita, sto bene, sto veramente bene. Io ero molto tranquilla, io so che io non ho niente, però per sicurezza, per bene di tutti gli altri, della famiglia, dello Stato cinese, dello Stato italiano, per tutti quanti praticamente. E ho fatto questo. Arcobaleno e Wei hanno accolto gli assessori, squadra quasi al completo, con un pranzo a base di astice, ravioli al vapore e gamberoni. La giunta, attraverso l'assessore Bressa, invita tutti a non farsi contagiare dalle fake news. Il messaggio importante che vogliamo lanciare è che bisogna lottare in questa fase, diciamo, complicata per la comunità cinese con ancora più forza contro ogni pregiudizio e contro ogni diffidenza che è del tutto immotivata. E ora il colpo di scena invece nella politica veneziana, perché Stefano Zecchi ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Venezia per le prossime elezioni comunali, con un programma che mira allo sviluppo e alla rinascita della laguna e dell'entroterra secondo le proprie specificità. Professore, com'è nata questa candidatura? Ma nasce da diversi padri, diverse madri. C'è il desiderio, innanzitutto da parte mia, di dare qualche cosa alla città, nasce da un senso di incertezza amministrativa della città, di tanti amici che mi hanno chiesto di entrare in questo gioco, l'insoddisfazione per l'amministrazione attuale. Scrittore, filosofo, giornalista, opinionista televisivo, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Padova ed estetica all'Università di Milano, dove è stato anche presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera e assessore alla cultura, Stefano Zecchi, veneziano doc, si candida a sindaco della sua città col Partito dei Veneti per le prossime elezioni comunali. La sfida è quella di rimettere in una relazione virtuosa Venezia è Mestre, Venezia è la terraferma, fare di Venezia una capitale europea e fare di Mestre la city di questa capitale europea, una Greater London, come in fondo è ormai in tutta Europa quando abbiamo delle realtà urbane complesse, diverse. L'ultimo impegno politico di Stefano Zecchi in Laguna è stato a sostegno del referendum per la creazione di 2 amministrazioni ad hoc a Venezia e Mestre, in uno schieramento trasversale che in quell'occasione comprendeva forze di quasi tutti i partiti. Io penso che ci debba essere per amministrare una città importante come questa una visione di sviluppo, cioè liberarsi dalla contingenza dei problemi e vedere come invece attraverso una visione tu hai la possibilità di comprendere le questioni importanti per la vita della città, la casa, il lavoro, la possibilità di ritrovare un'anima della città che non c'è, purtroppo è mancata. Ora un brevissimo break, restate con noi. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo dell'operazione della polizia di Pordenone che ha scoperto una truffa ai danni dello Stato. La titolare di un canile impediva l'adozione degli animali ricoverati nella struttura per mantenere la diaria prevista dalla Convenzione con una sessantina di comuni di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il blitz degli uomini della squadra mobile di Pordenone nel canile di Villotta di Chionso nel Pordenonese ha portato alla luce una serie di comportamenti illeciti che avrebbero permesso alla struttura di sfruttare gli animali per garantirsi per un lungo periodo introiti illeciti a danno dei 58 comuni convenzionati tra le province di Pordenone, Udine e Venezia. In particolare è venuta alla luce una truffa ai danni di questi enti relativamente alle spese per il mantenimento degli animali in canile. La proprietaria ora è indagata per truffa ai danni dello Stato e peculato. Secondo gli investigatori gli animali sarebbero stati ricoverati senza l'attuazione delle procedure di riabilitazione previste
previste e in più occasioni sarebbero stati spostati dal canile, dove era prevista la loro degenza e custodia, all'abitazione della proprietaria della struttura, sottraendo in questo modo gli animali ad ogni possibile adozione e in piena violazione delle normative sanitarie regionali. Ma dalle indagini sarebbe emerso altro. Per limitare le opportunità di trovare una famiglia ai cagnolini, gli esemplari sarebbero stati isolati in box singoli, senza nemmeno farli sgambare, affinché non sviluppassero socialità e condizioni di sviluppo idonee alla loro futura adozione, per assicurarsi così il mantenimento della diaria fatturata ai comuni affidatari. Oppure, in alcuni casi, più cani di taglie diverse sarebbero stati collocati in aree comune, lasciandoli di fatto allo stato selvatico in condizioni di branco, per impedire che questi sviluppassero affezione per l'uomo. Su richiesta della polizia, il PM, titolare delle indagini, ha emesso un decreto di ispezione locale presso il canile. Qui sono stati trovati centinaia di confezioni di medicinali veterinari scaduti, un ingente mole di documentazione amministrativa, fiscale e sanitaria che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti. È polemica tra l'Associazione Nazionale Partigiani di Padova e Casa Pound, oggetto dello scambio di accuse e il ricordo delle foibe. Come ogni anno, il giorno del ricordo, con la commemorazione delle vittime delle foibe, porta con sé polemiche a distanza. A Padova, nel caso specifico, volano parole grosse tra Casa Pound e l'ANPI, l'associazione Partigiani. Nei suoi volantini, distribuiti in tutta Italia, la formazione neofascista attacca l'ANPI, colpevole, secondo i suoi attivisti, di mettere in discussione la figura di Norma Cossetto, la studentessa infoibata, e di rivedere al ribasso la stima degli esuli istriani, fiumani e dalmati colpiti dal comunismo jugoslavo. Un conto sono i morti durante la guerra e indubbiamente non si possono capire se non si pensa a quello che ha fatto il fascismo in quelle zone lì, con uccisioni, crudeltà, dall'esodo, e l'esodo è inutile negarlo. C'è stato un progetto così di Stato jugoslavo che e non è pulizia etnica come dicono loro, ma è evidentemente un progetto a cui gli italiani della costa asiatica non sono voluti sottostare, ma non è pulizia etnica. Quanto a Norma Cossetto, l'ANPI di Padova condanna le estremizzazioni che vengono anche da ambienti di sinistra. Anche dall'ANPI, forse di Lecce, non sanno le cose. Norma Cossetto è stata, non so bene se sia in un modo o in un altro, ma è stata comunque uccisa. Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, costituente del Partito Comunista Italiano, le ha dato la laurea d'onore, quindi è comunque una vittima. Sicuramente era figlia di un fascista, ma questo non vuol dire che dovesse essere uccisa. No alle strumentalizzazioni da una parte e dall'altra, richiama a essere obiettivi sui numeri, sulle cifre delle vittime e sul fatto che l'esodo è stato causato, dice l'ANPI, da un contesto che ha indotto migliaia di persone a lasciare quella terra, cifre ben diverse quelle pubblicate dai militanti di Casa Pound, 10.000 morti e 350.000 esuli costretti ad andarsene per un progetto di pulizia etnica, sostengono. Ammettiamo che ci sono state delle cose esagerate, però è chiaro che se non contestualizziamo nel ventennio con quello che ha fatto il fascismo non capiamo certe cose. L'esodo è una cosa diversa. Se ci fosse stato un progetto includente da parte dello Stato jugoslavo, la gente sarebbe rimasta perché era la sua terra. Lì non c'è stato. Resta il fatto che in questo momento un confronto, un contraddittorio tra questi due mondi, ANPI e Casa Pound, è semplicemente impossibile. Con Forza Nuova e Casa Pound, sinceramente, proprio non mi pare che sia il caso. Sono forze assolutamente antidemocratiche. Cambiamo decisamente pagina, si avvicina San Valentino, il comune di Padova ha pensato a un'iniziativa per tutti gli innamorati. Sentiamo di cosa si tratta. Innamorati, attenzione al regalo di San Valentino, quest'anno ci pensa il Comune di Padova. Ingresso gratis infatti per le coppie venerdì 14 a Palazzo della Ragione e al Museo degli Eremitani, ad esclusione della Cappella degli Scrovegni e la mostra Novecento Italiano, a Palazzo Zuckerman e al Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea al Pedrocchi. Ma non festeggiano solo gli innamorati, perché le promozioni sono state pensate anche per la festa della donna l'8 marzo, il 19 marzo per i papà, il 12 maggio per le mamme, il 13 giugno festa del santo per chi si chiama Antonio o varianti e il 2 ottobre per tutti i nonni. I padovani, inoltre, possono sfruttare l'occasione dei musei gratis ogni prima domenica del mese. Si parlerà invece di mondo degli anziani, questa sera 20:10, ospite in studio Mauro Michelon, presidente dell'ISRA di Treviso, l'istituto che gestisce proprio le case di riposo. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci.
Bentrovati al meteo. Generali condizioni di bel tempo nella giornata di giovedì 13 febbraio, non sono attese piogge. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, salvo per locali addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime invece fino a 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, dove anche qui sarà asciutto e stabile, con il sole presente un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece fino a 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, su tutti i settori il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime fino a -3 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.